Parroni, ritorna Tonetto su di lui, Parroni allunga la corsa, arriva sul fondo, cross dentro, la stappa in qualche modo il numero 11 Indelicato che colpisce pari a traversa, il pallone sbarca la linea della porta, è l'1-0 della Roma Calciotto che si porta in vantaggio. Pallone che arriva poi alla retroguardia della Roma. Indelicato si gira molto bene, arriva davanti a Murino dopo aver superato Mariani e la mette in rete, la doppietta di Indelicato, il 3-1 della Roma Calciotto che allunga nuovamente le distanze di testa. Intercetta tutto molto bene Indelicato, ottima la sua partita fin qui, si appoggia poi su Parroni che calcia, c'è la deviazione, forse il calcio d'angolo. Il migliore in campo finora dei suoi con la doppietta e poi tanti palloni recuperati, proprio lui a chiedere il pallone adesso, il palo incredibile di Indelicato di prima, il calcio d'angolo, poi è ripartito Tonetto, calcio di punizione, impegno che lo premia, fallo laterale, sbaglia tutto però perché intercetta Indelicato, ancora Indelicato si va a guadagnare questo calcio di punizione, potrebbe essere una posizione importante per la Roma per cercare di pareggiare.